Eccoci con mister Stefano Lombardi, oggi un 5-1 che non lascia spazio a molti dubbi su chi era il più forte in campo. Diciamo anche che vi è andato subito tutto bene, siete andati subito in gol e in pratica ogni volta siete andati verso la porta ci siete andati dentro, insomma. Bravo il vostro portiere, 2-3 palle le ha salvate. Che lettura dà lei a questa partita? Ma siamo stati bravi a sfruttare comunque delle occasioni, tenendo sempre alto il baricentro della squadra, tenendo un buon possesso. I ragazzi sono stati bravi nell'applicarsi costantemente per un buon 60 minuti contro comunque un avversario che ci ha messo in difficoltà in diverse occasioni. Siamo stati bravi a chiudere la partita dopo il terzo gol, perché non sarebbe stato semplice arrivare al 90esimo con un risultato con minimo scatto, e quindi si sta lavorando bene. Sì, quello che ha un po' impressionato è che l'uomo con la palla aveva sempre 2 o 3 possibilità di appoggiare il compagno. Avete molto corso anche senza palla e tecnicamente insomma si è vista la differenza. Questo per dire che puntate nettamente e si è vista insomma come categoria superiore in campo. Ma questo è un altro discorso che in questo momento non mi interessa sinceramente. Noi siamo un gruppo nuovo che è stato rifondato totalmente, che ha voglia comunque di crescere, che ha determinate caratteristiche. Non essendo molto bravi ad andare ad aggredire, si fa delle qualità tecniche a quella che è una prerogativa di gioco. Allora archiviamo questa partita, domenica inizia il campionato dove si dice fra virgolette che si fa sul serio, a parte che voi lo avete già fatto con 10 gol fino adesso. Cosa ci vuole anticipare su questo campionato? Che idea si è fatta? Ma io sinceramente non è che guardo in casa di altri. Sul serio è dai primi di agosto che con i ragazzi facciamo sul serio, nel senso che si lavora per migliorare, per crescere. Ogni partita secondo me va fatta, va interpretata per ottenere il massimo, e quindi non ci sono partite meno complicate o più semplici. Si gioca sempre al massimo per ottenere il massimo, poi il campo dirà la sua. Bene, grazie mister.